Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora imperversa un racconto tutto ombelicale, tutto parziale, tutto a volte sconnesso dal contesto invece globale in cui si inserisce il tentativo di piano di pace tra Russia e Ucraina allestito dall'amministrazione Trump. Questo racconto ombelicale non solo ha delle derive, diciamo, comiche, benché attecchiscano su una tragedia, che sono quelle di cui vi abbiamo parlato ieri, no? Per cui per tutto il giorno di ieri si è detto che Zelensky schifava l'accordo di Trump, che l'Ucraina non l'avrebbe neanche letto e sarebbe andata avanti cercando, diciamo, un piano alternativo con gli ex volonterosi, diciamo, i leader europei convinti di fare a meno dell'America, e poi invece ieri sera Zelensky ha detto: vado a vedere Trump, sono pronto a lavorare costruttivamente sul piano. Ma anzitutto ha imperversato una caricatura di questo stesso piano, perché ora si comincia ad apprendere che il piano è stato preparato materialmente dall'inviato speciale di Trump Steve Witkoff su input e triangolando col segretario di Stato Marco Rubio e Jared Kushner, che è un'altra figura genero di Trump, chiave per le azioni diplomatiche dell'amministrazione, vedi accordo in Medio Oriente. E c'è stato un lavoro di settimane, cioè mentre per settimane il tono complessivo del mainstream era amministrazione americana ferma, Trump impantanato, non sa che pesci pigliare, non c'è nessun passo avanti, queste figure chiave dell'amministrazione facevano un lavoro oscuro ma continuativo, consultandosi costantemente con l'inviato russo Kirill Dmitriev e il consigliere per la sicurezza nazionale di Zelensky, Rustem Umerov. Quindi si stava lavorando mentre il mainstream diceva che non si stava lavorando. Questo lavoro ha portato a una bozza di accordo che certamente implica delle rinunce anche per l'Ucraina, anche non solo, rinunce diciamo inevitabili finché stanno all'interno dello schema che fonda questo accordo, che è sempre quello da mesi: cessione di territori in cambio di garanzie. Questa è proprio l'ossatura elementare dell'accordo. I territori nella fattispecie sono il Donbass, e a monte la Crimea. Le garanzie sono garanzie americane, garanzie NATO, garanzie per esempio sì, che sono nominate al punto 9, dettagliate, scusate, nominate al punto 5 e dettagliate al punto 9, che parlano di esplicite garanzie nel caso di una nuova aggressione russa. Questo è il piano. Ora non possono più ignorarlo, perché è emerso che esiste un piano dettagliato e preparato dall'amministrazione Trump, ma lo raccontano come se la guerra tra Russia e Ucraina fosse un capitolo a sé stante, no? Fosse una sorta di frammento importante ma slegato dagli altri della contemporaneità. Proviamo a guardarlo un attimo dall'ottica americana, dall'ottica di Trump, che poi è e rimane il comandante in capo del mondo libero, già solo per mancanza di alternative credibili dal punto di vista della potenza militare. Beh, dal punto di vista americano, sì, questo è un dossier da chiudere decorosamente, con garanzie in cambio di cessione di territori, non da chiudere a casaccio con una resa, perché è un dossier fortemente distogliente da quella che è la priorità americana, e aggiungiamo noi dovrebbe essere anche la priorità del mondo libero, cioè la sfida, quella sì epocale, quella sì che rischia di essere un tornante della storia, col gigante cinese, col gigante comunista cinese, perché scusate, in questi giorni abbiamo sentito dire che il comunismo non esiste più, anche da autorevoli giornalisti di Repubblica, Stefano Cappellini, alla trasmissione di Nicola Porro. No, il comunismo esiste ancora, esprime il più grande totalitarismo del pianeta, che ha lanciato una sfida dichiarata al mondo libero. Ricordiamo che Xi Jinping ha aggiornato la dottrina del Partito Comunista Cinese, parlando chiaramente di obiettivo di dominio globale, sta innalzando la tensione oltre il livello di guardia col Giappone. In questi giorni c'è una schermaglia ben più che diplomatica con la premier giapponese che ha fatto capire che il Giappone non potrà assistere inerte nel caso la Cina dia seguito a un'aggressione di Taiwan. Quello è lo scacchiere anzitutto su cui si gioca
il futuro del mondo. Il Pacifico, perché è lo scacchiere da cui potrebbe emergere trionfando diciamo la nuova potenza totalitaria cinese, o questa potenza potrebbe conoscere una salutare battuta d'arresto. Questa è la sfida epocale che Trump sta gestendo anche questa in ottica deal, tra l'altro, perché è aperto il tavolo della trattativa con Xi, l'abbiamo visto, è aperta anche però la consapevolezza che quello è l'unico, in fondo, vero dossier che conta. E anche la visita recente di Bin Salman alla Casa Bianca è un pezzo importantissimo che va letto sull'intero scenario, però non esistono scenari scollegati. Ricordiamo l'Arabia Saudita, storico alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente, sotto la presidenza Biden aveva iniziato quantomeno una politica ambigua, una politica di due forni, con un avvicinamento su alcuni dossier anche forte a Pechino. Trump, dopo l'ufficializzazione di accordi commerciali mai visti prima, di partnership tecnologiche mai viste prima anche sull'intelligenza artificiale, addirittura con è la prima volta che Bin Salman ha dichiarato che l'Arabia Saudita è pronta a entrare nell'impalcatura degli accordi di Abramo. Ovviamente ha messo la postilla retorica previo riconoscimento dello Stato di Palestina, perché non può non metterla, ma la notizia è che ha nominato gli accordi di Abramo. Insomma, Bin Salman ha plasticamente mostrato che l'Arabia Saudita torna un alleato strategico dichiarato, esplicito degli Stati Uniti nell'area, l'alleato che è il perno del ridisegno dell'area, pace, tregua a Gaza compresa, e della marginalizzazione definitiva dell'Iran totalitario, che è alleato di Putin e della Cina. Cioè tutti gli scenari sono collegati. Allora smettiamola di raccontare la guerra in Ucraina con le nostre pattuglie europee, di europei che non possono incidere effettivamente nella realtà, perché poi quando c'è da buttare giù un piano Zelensky va da Trump, giustamente, e lo raccontiamo come se riguardasse solo casa nostra. No, è tutto connesso. Nell'ottica americana è un dossier da chiudere, e un mondo, un ridisegno dell'ordine globale a trazione americana, un mondo a trazione americana sarà sempre meglio di un mondo a trazione cinese. Grazie a tutti, vi aspetto